Buonasera e ben trovati a Focus TG. La Laguna di Venezia si prepara a poter fronteggiare nuovamente un fine settimana di acqua alta, se tutte le condizioni di nuovo congiureranno per un'acqua alta eccezionale, insomma, come quelle avvenute di recente, insomma, sopra i 140 centimetri. Comunque vadano le cose, si stanno facendo tutti quelli che sono i controlli, e per la situazione delle chiese, del patrimonio artistico veneziano, la situazione, lo dice lo stesso patriarcato, è peggiore di quanto si pensasse. Per Venezia sarà un altro fine settimana vissuto con il cuore e l'acqua alla gola. Insomma, l'emergenza purtroppo non è ancora finita. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia annuncia un nuovo picco massimo di marea previsto per domenica mattina alle ore 8:45, con una quota di 140 cm in punta alla salute. A questo livello di marea va sotto acqua, ricordiamolo, il 59% circa della città storica. Un nuovo allarme che si inquadra in un momento già difficile, con ingenti danni per l'acqua alta in molte chiese di Venezia. La situazione è più grave di quanto si vede, purtroppo, perché i danni che sono visibili oggi sono limitati rispetto a quello che sarà l'azione che questa acqua grande eccezionale ha provocato nelle nostre chiese, specie nel sottosuolo. Nella giornata di oggi, insieme alla sovrintendenza, sono state visitate una quindicina di chiese. Camminando in alcune chiese abbiamo una situazione di gravità data dal fatto che il pavimento suona vuoto in alcuni punti. Non voglio allarmare nessuno, però sicuramente nel prossimo periodo saremo costretti a fare degli interventi speciali che immediatamente non sono percepibili. E c'è un nuovo allarme all'orizzonte. Quello che ci preoccupa di più è anche la situazione dei campanili, che viene aggravata da quello che è il contesto di questo evento eccezionale dal punto di vista atmosferico. Insomma, una lunga lista di cose da controllare, ma d'altronde fin dal primo momento, dopo quella settimana terribile, si è detto e si è ridetto che i danni si sarebbero compresi solamente dopo giorni, anzi settimane e mesi. E anche tutto quello che è accaduto sul litorale veneto naturalmente deve essere monitorato, tenuto sotto controllo, sia per ripartire sia per minimizzare anche i danni futuri. Il vertice di tutti i sindaci del litorale orientale in comune a Jesolo è iniziato con il migliore degli auspici: fare la conta dei danni nei comuni colpiti dalla mareggiata e partire fin da subito con gli interventi di ripristino di spiagge e alberghi prima che la stagione turistica abbia inizio. Alla riunione, per parlare con l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin, si sono presentati i sindaci dei comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, oltre ad alcune associazioni turistiche ed alberghiere. Io ho sentito ieri il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, che mi ha confermato che la prossima settimana dovrebbe esserci appunto la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo, che stanzierà delle prime risorse che servono per l'immediata, appunto le spese immediate, e dopodiché ci saranno, in base appunto al bilancio che noi stiamo trasmettendo in queste ore al Dipartimento Nazionale, ci saranno, mi auguro, importanti risorse proprio per intervenire nel ripristino di quelli che sono stati i rilevantissimi danni che abbiamo registrato. Dalle notizie che ho io, seppur sono ancora informali, sembra che i danni superino gli 80 milioni di euro, 87 milioni di euro solo per la parte pubblica. Ci sono poi tutti i danni di privati che stiamo quantificando e che saranno anch'essi oggetti di rendicontazione. Parliamo di oltre 1,5 milioni di metri cubi di sabbia che mancano solo sulle nostre località, senza considerare Rovigo eccetera, quindi vediamo l'assessore se ci porta qualche notizia e anche qualche speranza, perché tutti assieme dobbiamo fare squadra per cercare di arrivare all'inizio della prossima stagione in piena forma con le nostre località sempre all'altezza. Soprattutto un grande piano strategico per affrontare questo problema del ripascimento, che non può più essere un problema in capo alla singola località, alla singola delegazione, ma che deve veramente coinvolgere tutti i portatori di interesse. Tra l'altro in Veneto il novembre finora è stato da record per quanto riguarda le piogge, con i picchi che si sono verificati a Fossalta di Portogruaro. Questo lo dicono i consorzi di bonifica.
In meno di 20 giorni a Fossalta di Portogruaro sono caduti 300 mm di pioggia, il dato più alto degli ultimi 25 anni. Più in generale nelle prime 2 decadi di novembre si sono registrati valori pluviometrici che solitamente si raggiungono nell'intera stagione. Il Veneto orientale è stato l'epicentro dell'emergenza non solo sul litorale ma anche nella parte interna, con numerose tracimazioni di canali secondari come il Lemene, e proprio il Consorzio di Bonifica del Veneto orientale quantifica in 600.000 euro la prima stima dei danni. Il sistema ha subito degli stress notevoli, 300 e passa millimetri di pioggia caduta e soprattutto alcune rotture arginali e fuoriuscite arginali che hanno allagato alcune zone del nostro territorio, purtroppo coinvolgendo anche abitazioni. Ma il mese di novembre ha visto schierati tutti i consorzi di bonifica del Veneto, 10 in tutto, un sistema che ha evitato danni ben peggiori con la gestione delle varie piene. Ricordo sempre che noi abbiamo 400 idrovore, sono stati funzionati altri 1000 pompe, 27.000 km di canali, e questi sono canali e situazioni idrovore sorvegliate 24 ore al giorno per 365 giorni da un numero importante di nostri collaboratori, 1500 collaboratori dipendenti dei consorzi di bonifica. Qui va il mio grande grazie per il lavoro che stanno facendo e che svolgono all'interno del mondo della bonifica. Restano aperti alcuni fronti caldi, come quello dei cambiamenti climatici e del consumo del suolo ancora eccessivo. I cambiamenti climatici ci sottopongono a delle tensioni sui territori elevatissime che paghiamo in termini economici e in termini di vite umane. 2 metri quadri al secondo sono un lusso di consumo del suolo, sono un lusso che questo Paese non può più permettersi. Giuseppe Romano, Presidente Ambi Veneto. Abbiamo asfaltato, insomma, e cementificato tutto il possibile, ancora non ci fermiamo, e questi sono i risultati visibili a tutti. Parliamo invece di cronaca, perché c'è stata tensione alla Questura di Venezia quando uno straniero è andato in escandescenze, ha addirittura evocato quello che è accaduto alla Questura di Trieste e naturalmente questo ha generato anche polemiche da parte dei sindacati di polizia che vogliono più strumenti, a cominciare dal teaser. Vi rubo le pistole e vi sparo, come ha fatto il colombiano di Trieste. Non una minaccia come tante, ma parole precise, forti e taglienti che hanno riaperto una ferita non ancora cicatrizzata. Sono quelle pronunciate da un ragazzo tunisino di 18 anni che, portato dopo un furto nella camera di sicurezza della Questura di Venezia, ha evocato i recenti fatti di Trieste, quella sparatoria costata la vita agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, uccisi dentro alla Questura cittadina dai proiettili sparati da un 29enne di origine dominicana. Era la sera del 4 ottobre quando a Trieste si vissero momenti di vero e proprio panico, poi di profonda commozione e lutto. Il giovane tunisino era stato arrestato poco prima dagli agenti della Polfer di Mestre, allertati da un 16enne in lacrime che aveva raccontato loro di essere stato derubato di 20 euro e minacciato di morte. Assieme al tunisino anche una ragazza di 12 anni residente a Padova con la famiglia. Una volta portato in questura, il ragazzo è andato in escandescenza, provocandosi anche ferite sul corpo. Momenti di altissima tensione, fortunatamente rientrati. Giudicato per direttissima, lo straniero è stato condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa e obbligo di firma. Per il sindacato di polizia il rischio di emulazione è concreto. C'è il rischio di emulazione, purtroppo, in quello che è accaduto a Trieste, che è stata un tragico evento e anche una tragica fatalità. Ripeto, non sarà l'unico episodio di queste persone, insomma, che siano italiane o straniere, che cercheranno di disarmare le appartenenti alle forze dell'ordine per poter poi magari far fuoco anche con la propria pistola. Da qui l'appello alla politica di accelerare sull'utilizzo della pistola elettrica, il cosiddetto taser. Sicuramente eviterebbe il corpo a corpo. Ecco, questo è quello che noi chiediamo, appunto, proprio per azzerare il corpo a corpo e per bloccare la persona esagitata o violenta, quindi non essere costretti ad utilizzare la forza per bloccare questa persona. Le altre notizie dalla regione dopo la pausa. Torniamo alle notizie con la cronaca. C'è stato un gravissimo incidente oggi in tangenziale a Padova.
È una donna vicentina di Longare, Daniela Martini, di 49 anni, la vittima del tamponamento a catena tra due camion e un'auto avvenuto poco dopo le 10 lungo l'autostrada A13 in direzione sud, nello svincolo che collega la A4 alla Padova-Bologna, in territorio comunale di Vigonza. L'utilitaria condotta dalla 49enne, per cause ancora da chiarire, è rimasta schiacciata tra i due mezzi pesanti all'altezza del chilometro 116. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco con due mezzi e l'autogru e il personale medico del SUEM, che ha potuto solo dichiarare la morte della persona. Illesi due camionisti, uno dei quali era sotto shock. Per consentire la rimozione dei mezzi l'autostrada è stata chiusa. Il traffico diretto verso Bologna è stato fatto uscire a Padova Est e dirottato sulle tangenziali cittadine. La riapertura è avvenuta intorno alle 13. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale di Rovigo e il personale ausiliario autostradale. È scomparso a 90 anni Mario Rigo, è stata una personalità di primo piano della politica veneta, prima Repubblica senz'altro, basti pensare che è stato per esempio sindaco di Venezia per ben 10 anni, dal 1975 all'85. Il mondo, quando ho detto di pagare il ticket 30 anni fa e adesso è diventato di attualità, mi scrissero da tutto il mondo perché tutte le televisioni si dissero ma sì, è giusto far pagare a Venezia. Mario Rigo si è spento a 90 anni. Era nato a Noale il 4 ottobre 1929. Queste sono le immagini della sua ultima intervista televisiva, rilasciata alla nostra emittente il 2 novembre nell'ambito di un'iniziativa per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, un'idea che aveva cominciato ad approfondire dagli anni 70. Con lui scompare una parte importante della vita politica e amministrativa veneziana del Novecento. L'impegno politico comincia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'iscrizione a Giustizia e Libertà, il movimento liberal socialista fondato da esuli antifascisti a Parigi negli anni '20 e prosegue, sempre in area socialista, fino all'ingresso nel PSI nel 1959. Sono gli anni del primo centro-sinistra non solo in Italia ma anche a Venezia, in provincia e in comune. Nel 1970 Rigo è vice sindaco del democristiano Giorgio Longo. Nel 75 la svolta, Mario Rigo diventa sindaco, vice il comunista Gianni Pellicani. Per la città inizia un nuovo intenso periodo di rilancio anche culturale. Dall'87 al 2001 è stato senatore, deputato, quindi ancora senatore, anche con ruoli di spicco. Nell'84 le elezioni al Parlamento europeo. Ma sono tanti gli incarichi ricoperti nel corso di una carriera intensissima che lo ha visto ai vertici della Comunità dei Porti Adriatici, della Biennale, del Teatro La Fenice, direttore di gabinetto del Senato. Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre, fino all'ultimo, quando abbandonata la carriera amministrativa ha proseguito ad arricchire il dibattito politico, guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore politico e intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo. Rigo è in prima fila e continuerà ad esserlo sempre fino all'ultimo, quando abbandonata la carriera amministrativa ha proseguito ad arricchire il dibattito politico, guidato da una profondità di analisi e da un indiscusso spessore intellettuale che lo facevano riconoscere come una delle voci più autorevoli del panorama veneziano e non solo. Ora una pausa, poi le altre notizie. Una proposta che arriva da Bassano. Tutte le città che sono insignite della medaglia d'oro alla Resistenza, Verona, Vicenza, Treviso, Vittorio Veneto, si uniscano e concedono tutte assieme la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La senatrice a vita Liliana Segre, attaccata con minacce e ingiurie per aver osato sopravvivere ai campi di sterminio nazisti, sta ricevendo molte cittadinanze onorarie da tutta Italia, da comuni di sinistra, di centro, ma anche fortemente leghisti, come ad esempio Varese. Ora, in spirito bipartisan, l'ex sindaco di Bassano Poletto chiede al Consiglio Comunale non solo di offrire la cittadinanza onoraria alla senatrice, ma propone che tutte le città medaglia d'oro alla Resistenza del Veneto si uniscano in questa iniziativa, ossia oltre a Bassano anche Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e Vittorio Veneto. Facciamo la proposta nel prossimo Consiglio Comunale a Bassano di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre come altre città hanno fatto in Italia e proponiamo che lo facciano anche tutte le altre città del Veneto che hanno
avuto la medaglia d'oro a valor militare o civile proprio per meriti legati alla resistenza, al periodo che va dal 43 al 45, perché evidentemente dopo i numerosi e inqualificabili attacchi che ha dovuto subire la senatrice Segre abbiamo preso atto che gli anticorpi nei confronti di quel razzismo, quella violenza e quell'odio non sono mai abbastanza. Allora le città più colpite, le città che hanno avuto un riconoscimento ufficiale proprio per meriti legati all'antifascismo, alla lotta contro l'occupante nazista, debbano mettersi insieme e abbracciare questa nostra cittadina che è anche senatrice, conferendo la cittadinanza onoraria, in questa maniera fare un gesto simbolico molto forte, dicendo chiaramente da quale parte bisogna stare. Il rischio è però che la proposta venga rifiutata per motivi politici, visto che è chiesta dall'opposizione, la maggioranza potrebbe rifiutare e sarebbe un peccato. Mi auguro di no per due ragioni. La prima, che i valori della Costituzione, dell'antifascismo, della lotta contro quel tipo di odio che si è incarnato nel nostro paese in quel periodo non aveva colore politico all'epoca, perché c'erano liberali, comunisti, popolari, socialisti e azionisti, quindi ho tutto l'arco parlamentare che ha lottato contro la dittatura e ne è venuto fuori. La seconda, che molte altre città, come ad esempio Varese, che è governata da centrodestra, all'unanimità ha approvato una mozione esattamente uguale ed ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Vedremo insomma se ci sarà unità da questo punto di vista extra politica. Invece parliamo di uno scontro al calor bianco che vede protagonista anche Natalino Balasso. La metafora è servita su un piatto d'argento, facile facile. Se fossimo a teatro sarebbero le baruffe chiozzotte. Il problema è che sì, siamo proprio a teatro, ma la polemica infuocata vede protagonista un comico e il presidente dello stabile del Veneto. Natalino Balasso da una parte, Giampiero Beltotto dall'altra. L'accusa del primo è quella di un complotto del Carroccio per tenerlo fuori dai cartelloni dello stabile. Casus belli, un'intervista sul Gazzettino nella quale Beltotto farebbe capire che la pièce La bancarotta di Vitaliano Trevisan, tratta da Goldoni e con Balasso in scena, non sia in programma perché se non ti piace a casa mia non ci vieni. Apriti cielo. Balasso affida a Facebook un post al vetriolo rimembrando il passato di Beltotto come portavoce del governatore Zaia. Notate che a questi qua della Lega, scrive, non gliene frega di dire a tutti che si sono impossessati dello stabile del Veneto e che hanno fatto un editto per non farmi lavorare nelle strutture pubbliche del Veneto. E ancora, la vostra idea politica del quasi tutto mio, così bene messa in pratica da Galan, non ha nulla a che fare con l'amministrazione delle cose pubbliche. Il teatro stabile, Beltotto, non è casa tua, conclude il comico. Una polemica rilanciata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. La replica del diretto interessato arriva subito ed è durissima. Che Balasso è un bugiardo che parte da premesse sbagliate e induce nella tentazione di sbagliare anche validissimi consiglieri regionali. Qui non c'è nessun leghista, e se ci sono leghisti che votano leghista bene, come se ci sono quelli di sinistra che votano di sinistra bene, questo è un posto libero. Qui non c'è nessuno che sbaglia per conto terzi o che fa per conto terzi. Forse Balasso è stato abituato ad altri regimi, diciamo così, mi sembra più una lucertola bolscevica che uno che ha diritto a stare su un palcoscenico. E ricorda i giudizi espressi dal comico nei confronti dello stabile. Balasso ha detto lo stabile del Veneto ha copioni tradizionali, canovacci settecenteschi, allontana i giovani e gli spettatori giovani del teatro. E ha continuato, che ne sarà di questi professionisti altrettanto giovani? Cazzi loro, questo lo dice Balasso, non io. E quando ci hanno declassato ha detto il teatro è l'ultima cosa che interessa, la struttura dello stabile non ha bisogno di 150 dipendenti, non sono 150, di cui nessuno è artisti, è solo politica. Facciamo così, se uno pensa così perché vuole venire nel mio teatro? Scusate, nel mio teatro vuol dire nel teatro di tutti, perché lo ricordo, io sono solo un gestore. Una polemica ben lungi dall'essere conclusa e al Balasso che consiglia a Beltotto di aprire la prosa con il direttore del giornale Sallustio, con Giorgia Meloni, il numero 1 dello stabile fa capire che la frattura è insanabile. Quante chance di rivedere Balasso in cartellone in futuro? Con me presidente mai. Insomma, avete sentito. Parliamo di cose che arrivano una volta l'anno, il Natale nel centro delle città. Scordatevi gli anni di stanca e di fiacca. Per il Natale 2019 i commercianti del centro di Belluno, d'intesa con l'Ascom, hanno deciso di fare le cose in grande per restituire al capoluogo delle Dolomiti quel senso di festa e di accoglienza di cui la città ha deciso di riappropriarsi. Finalmente avremo un Natale strepitoso. Ci stiamo lavorando da parecchio tempo con il gruppo del Consorzio dei Commercianti di Belluno
e abbiamo preparato un sacco di cose veramente speciali. L'elenco degli eventi è lunghissimo e ricchissimo, a partire dalla luna di Luc Geram che da Londra arriverà diritta a risplendere sopra la fontana di Piazza dei Martiri. Questa luna è enorme, ha un diametro di 7 metri e rappresenta fedelmente la superficie lunare. L'avremo purtroppo solo per 3 giorni perché è delicata, non può stare all'aperto per tanto tempo. L'avremo il 6, il 7 e l'8 dicembre. Sarà sospesa sopra la fontana di Piazza dei Martiri. A farle da contorno 3 mega sculture dell'artista bellunese Mauro Lampo. E intanto il centro comincia ad animarsi e per chi si fosse chiesto in questi giorni cosa ci fanno i ceppi d'albero che ricordano Vaia all'esterno delle vetrine dei negozi, eccone spiegato il motivo. Il significato è proprio della rinascita delle genti di montagna, dell'orgoglio di riprendere. Questi ceppi vengono da 57 comuni e 50 regole diverse sparse in tutto il territorio del bellunese. Non mancherà il mercatino di Natale del tutto rinnovato che offrirà i prodotti tipici del territorio, la pista di pattinaggio che è in fase di installazione in Piazza Duomo, dove troverà pure spazio un vero e proprio bosco. Sempre in Piazza Duomo, sulla facciata del Palazzo dell'Ex Tribunale, saranno proiettate le immagini delle montagne bellunesi, un doveroso tributo alle Dolomiti nel decennale del riconoscimento UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Si partirà il 30 novembre con l'accensione dell'albero in Piazza dei Martiri, un abete di 8 metri d'altezza che arriverà la prossima settimana dal Comelico. Il costo dell'operazione è di 200.000 euro, a cui hanno contribuito la provincia, il Galla e la Camera di Commercio, oltre a sponsor privati. Grazie per averci seguito e una buona serata.